Tangenti nella sanità lombarda, possibili influenze anche nell'Alta Padovana, tanto che per sfatare ogni dubbio il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha fatto aprire un'indagine interna all'ospedale di Campo San Piero in merito ad incertezze che riguarderebbero la creazione di un'unità semplice di endoscopia e la messa a capo di un chirurgo indicato come amico di vecchia data di un consigliere regionale lombardo finito nei guai. A seguire l'iter il direttore della sanità regionale Domenico Mantoan. Quindi noi stiamo verificando come sono andate le cose, abbiamo acquisito gli atti, abbiamo acquisito la documentazione. Da un primo momento, dalla prima visione delle carte, noi possiamo dire che si è svolto tutto in una maniera regolare e corretta. Tra qualche giorno riferiremo in maniera più compiuta al Presidente. In particolar modo su cosa c'è da puntare l'attenzione? No, il Presidente ci ha chiesto di verificare come si sono svolte le procedure per l'assegnazione della struttura semplice a quel medico che è comparso nelle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta milanese. Perché si parla di eventuali amicizie, di situazioni di comodo che sarebbero comparse. In realtà le cose come stanno secondo questa prima ipotesi? No, ripeto, stiamo verificando. Dai primi fatti possiamo dire che le cose si sono svolte in una maniera corretta da un punto di vista amministrativo.